Ok ragazzi, buongiorno. Oggi proveremo a giocare in maniera creativa. Ho voglia di fare un po' di gambettoni, cose strane, per mettere in difficoltà i miei avversari e sorprenderli in modo creativo. Vediamo un po' cosa ci porta. Questo chiamasi Gambetto Budapest. Molto, molto insidioso, molto insidioso. Very, very, very insidious. Non mi ricordo mai se si fa subito alfiere o cavallo, forse è più corretta cavallo perché poi l'alfiere può andare anche qua. Quindi adesso c'è una doppio attacco qui, quindi posso riprendermi il pedone. E se lui cerca di tenerlo, io posso andare qui e poi mal che vada c'ho anche donna e 7. Ok, questo fa tutto parte dei piani. Fa parte dei piani. Allora io ho lo scacco. Giusto che ho lo scacco, poi c'ho donna e 7, adesso lui giocherà a cavallo C3, niente alfiere, e però così ti attacco la donna, devi tenere qui, quindi io posso fare anche arrocco a questo punto, no, devo fare donna e 7, donna e 7, cattura, ma sai che non è male. Secondo me donna e 7, poi vado col cavallo, mi ispira perché attacco la donna. Cavallo alfiere di 2 secondo me è sbagliato, da fare cavallo C3 o cavallo di 2. È interessante, vedete coi gambettoni cosa può succedere? Succedono cose belle. Succedono cose belle, ma anche se andassi con la donna, comunque sia tu devi ritirarti con la tua di donna. Qui è bello. Donna. Donna di 2. Cattura. Cattura di cavallo, devi tenere il punto. Non lo so. Cattura di cavallo, devi tenere... Devi tornare in D1 con la cattura di cavallo. Devi tornare in D1. Mentre con la cattura di donna scacco. Donna in D2. Mi pappo il pedone in C4, spingi in E4, ti faccio un favore. Ma sai che niente, vado di donna, voglio fare il creativo. Voglio fare il creativo. Sarei potuto andare di cavallo, forse era anche più forte. Ah, questa non me l'aspettavo però. Questa è bella, non me l'aspettavo. Cosa c'è ora? Torre di 1? No, perde il cavallo, deve fare... Non me l'aspettavo questa, forse è sbagliata semplicemente. Mamma mia la donna in B2, mamma mia quella donna in B2, deve fare, come fa a tenere tutto? Non può tenere tutto, ha perso un pezzo. Simple ha perso un pezzo. Mamma mia quella donna, che cosa ha combinato, mamma mia. E i cavalli sono bei pezzi, ma sono rischiosi, sono pericolosi i cavalli, sono insidiosi. Non diceva così anche Cicciolina, ma sono insidiosi, sono animali intelligenti. Ecco, questo è uno di quelli che probabilmente adesso farà scorrere il tempo fino alla fine. No, beh, questo secondo me non me la tira via nessuno. E anche un cambio di donne, secondo me, è assolutamente legale. Questa qui non ho fretta di farla, arrocco prima. E poi ci facciamo questa. Quando lui farà H3 io vado a prendermi il pedone. Va bene, è il momento di farla. Tac, premove di cavallo sulla cattura. L'alfiere andrà in D2 perché se va in D3... Ok, questo è un buon posto per questo cavallo. Attacca questo pedone che deve essere spinto. Spingi il pedone, torre che attacca da dietro il re. Secondo me non è male. Sì, anche se lui si espande dopo. E4, H3. Non lo so, però sì, il cavallo qui sicuramente sta bene, anche perché cambiamo colore, da F3 può essere forte. Allora, una torre qui in the face of the re non fa mai male, raga. Questo ricordatelo, in the face of the re non fa mai male. Cavallo qui,
ora devi giocare questa. Oh, cavallo qui in realtà può anche spingere, quindi facciamo questa. F5 puoi sempre fare quella, quindi questa è necessaria. Adesso c'è H3, cavallo F3, va bene. Prendo un tempo qui, alfiere F5 aggiungo un terzo attaccante, fammela calcolare, va che è meglio. Alfiere F5, G4, alfiere F5, spingi, perdi l'alfiere. Boh, dai, dovrebbe... Che cacchio ho fatto? No, cosa ho fatto, ragazzi? Non ditemi che l'ho fatto sul serio. Che cosa ho fatto, ragazzi? Qualcuno mi sa aiutare? Qualcuno sa dirmi che cosa ho appena fatto? Così, se me lo potete dire, mi fate un favore. Mamma mia, che cosa ho combinato? Che cosa ho combinato? Cioè, bravo, rendiamo debole questo pedone. Bravo. Bravissimo. Quanto sei bravo. Sei veramente il più bravo dei bravi. Beata di fortuna che ho un pedone di vantaggio. Ma io in realtà non volevo vincere semplice. Volevo rendere il finale entusiasmante, ricco di colpi di scena. E quindi ho scelto di fare questo. Vediamo se mi cambierà il cavallo. Non l'ha fatto, però adesso mi prendo questa che è una bella casa. Questa è una bella casa. Ok, mi piacerebbe creare una via di fuga per il mio re per evitare matti in ottava traversa. Io non so che cosa ho combinato. Io veramente non so cosa ho combinato. B3, spingi. E se ti faccio tower qui, come la metti? Ti piace? Tac. Sì, dai, ti piace. In realtà non stai minacciando nulla da lì, quindi questa è bella aggressiva. Così almeno mi prendo un altro peon. Ah, non mi fai prendere il peon? Allora mi prendo questo. O forse questo è più interessante. Così poi ho la via libera per scappare. Sì, questo è più interessante. Decisamente. Questo è più interessante di questo. Attenzione, attenzione che ci arriva il matto. Attenzione che ci arriva il matto. Qui lui riesce a portare un pedone a chiudermi, perché poi arriva con la torre qui supportata dal pedone, e infatti è quello che vuole fare. Io farò così, perché non devo lasciarlo venire a chiudere. Va bene, fai quello che vuoi con questo pedone, però l'importante è che tu non arrivavi dove dovevi arrivare. Così va bene, così la situazione mi va bene. Così mi va bene. Ho paura di intrappolare la torre. Questa torre sarà intrappolata? Che dite? Può essere? O così si libera? Sì, così si libera. Così si libera, re qui. Scacco, re qui. Ok, fortuna c'è il cavallo che controlla case e chiave. Ok, adesso dobbiamo solamente spingere. Questo è quello che bisogna fare. Questo è quello che bisogna fare. Bisogna spingere senza alcun timore, senza alcuna paura. Bisogna spingere in modo cattivo, aggressivo e compulsivo, oserei dire anche. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Mamma mia, perché prima gli ho regalato quel che cosa c'avevo in mente? Cosa diavolo ci avevo in mente? Questo non lo so, non te lo prenderò mai questo pedone, sappilo. 27 secondi, 27 secondi, inchiodatura, 27 secondi, maledetto, maledetto, bammate, bammete, bammate, bammete.
Dai, abbandona, perché devi giocare sul tempo? Perché devi fare queste mosse così infelici? Abbandona. Sì, va bene. Ah, dai, abbandona. Fai quello che... Ustiria, questo mi promuove, va... No, non ci posso credere. Non ci posso credere. No, no, non ci posso credere. Non ci posso credere. No, non ci posso credere. No, raga, non ci posso credere. È successo davvero. È accaduto sul serio. Adesso prendo matto. È accaduto sul serio. È accaduto sul serio! Non ci posso credere! Che cosa è successo? Che cosa è successo qua? No, dai, no, beh, che cosa è accaduto? No, ragazzi, che cosa è accaduto? Perché ho perso? Tac, 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 torre B4 devo giocare. Su questa qui ho perso. Mamma mia, matto in 6, non ci posso credere. Ma noi non ci disperiamo. Te ti piacerebbe che io mi dispero, ma col Kaiser, amico mio, ce ne facciamo un'altra, ma pensa te. Ecco, questo già abbandonato. Non ci posso credere che cosa accade, di diamine ho combinato. A noi andiamo di gambetti, perché i gambetti, niente, non ce lo vuoi accettare, allora noi giochiamo senza gambetti. Sta mossa è tanto strana quanto strana. Ok, fai F3. Ah, fai l'arrocco lungo. Tu sei un mattacchione da arrocco lungo. Ecco chi sei. Ecco chi sei, sei svelato. Ma questo gioca troppo strano. Ah, questo vuole chiudermi l'alfiere. Ma mi sa che non ce la fa. No? O dico male? Tac, tac, tac. Non ce la fa in teoria. In teoria, poi in pratica bisogna sempre vedere. Ecco, qui non si sa mai se conviene catturare con la torre, visto che il rock era lungo. Con la torre. Sì, mi gasa di torre, mi gasa molto. Ah, cioè, no, comunque non ce la fai a intrappolarmi. O sbaglio, sto sbagliando qualche calcolo. Perché c'ho il pedone qui. Quindi alla prossima io vengo qui e c'ho un cavallo perfetto in E4. Non c'ho il cavallo perfetto in E4. Bammete. Adesso mi diverto un po'. Sbadabammete. Aspetta, bisogna calcolarla bene questa. Intanto non ci abbiamo fretta, no? La fretta è cattiva consigliera. E vabbè. E vabbè. Così. Mi sarebbe piaciuto avere lì il cavallo. Non so perché alla fine mi ci sono ritrovato con un alfiere. Spinta. Sì, questa credo che sia buona. O questa. Questa è ancora meglio forse. Entriamo tutte e due con la torre. Va bene, ti faccio questa a 5. Bel mistero. Bel mistero. Mistero. Tarararirarira, tararari. Ah, che bello questo alfiere, non voglio toglierlo da qui. È solo che qui ci devo mettere il su questa cavallo. Devo stare attento a non perdere l'alfiere sul serio però, Tac, c'è la spinta. H4, G5. Beh, dai, mi piace. Vabbè, questa è l'unica. Lui sicuramente cambierà il cavallo. Ma se io arrivo qui, sono molto felice. Se lui dovesse fare questa, a questo punto spingo in B5. Sì. Sì? Che vuoi spingere e farmi cadere l'alfiere, no? Questo è il tuo piano malefico, diabolico. Vabbè, ma non accadrà, semplicemente, no? O accadrà lo stesso? Non accadrà, non può accadere.
tac, tacchete. Boh, mi sono perso qualcosa. Mi sono perso qualche cosa. Adesso c'ho anche questa, tra l'altro, che è molto interessante. Guarda, questo cavallo come immobilizza tutto. Tutto immobilizza, mamma mia. E questa però è forte. Questa è forte. Torre qua. E ora posso sì riposizionare questo alfiere. Questo è sempre un posto ottimo per il cavallo. Perché ci devo mettere l'alfiere? Però adesso lui arriva qui. Ma hai capito qual è il vero problema di questa situazione? È che o faccio così, o faccio così, però è tosta da mantenere questa, perché se tolgo qui, mi arriva qui, donna a 5, tolgo, donna a 5, mi prende questo pedone qui, io gli prendo quello. Tosta, raga, per me è tosta questa situazione. Tac, torre qui, a 5. I don't know, ho decentralizzato il cavallo che stava troppo bene lì, è sbagliata sicuramente, ma in questo caso ho valutato male. Decentralizzo anche l'alfiere. Va bene, dai, non ho voglia di sbattimenti, non ho voglia. Tanto alfiere con cavallo, guarda qui cosa non mi controllano. Ok. Bene, adesso che siamo tutti da questo lato, potrei cambiare le donne, che è sempre una cosa buona solitamente. Non è una cosa buona, c'è torre qui, ma meno male, meno male. Meno male, meno male, meno male. Dai, potresti abbandonare. Perché devi farmi perdere per il tempo? Questa non la può fare che c'è l'inchiodatura. Per fortuna. Torre qui non serve. Donna. Ok, abbandonato. Bravo, bravo. Sì, è stato un po'. La partita di prima è stata un po' veramente una. Una serie di cappellate una dopo l'altra. Però dai. Spero che vi siate divertiti. I gambetti sono sempre molto, molto, molto divertenti. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!